L'amministrazione comunale di Favara ci riprova e chiede per la terza volta al Consiglio comunale di approvare la determinazione delle tariffe Tari 2023. Proprio in relazione a ciò, la Presidente Miriam Mignemi ha convocato la massima assise cittadina per martedì prossimo, 30 maggio, alle ore 19:30, con all'ordine del giorno solo questo punto. Già 2 volte il Consiglio Comunale è stato chiamato ad approvare le tariffe Tari 2023 e in entrambe le volte l'opposizione le ha sonoramente bocciate, nonostante gli appelli del sindaco Antonio Palumbo e le motivazioni tecniche ed amministrative espresse dalla segretaria generale e dalla dirigente del settore. Opposizione ferma sulle proprie convinzioni espresse, oltre che in Consiglio Comunale, anche nelle competenti commissioni e financo con plateali manifesti murali. Non voteremo la determinazione delle tariffe Tari 2023 che comporta un aumento del costo di oltre 140.000 euro. Così è stato per ben 2 volte e si prospetta la concreta ipotesi che sarà così anche per la terza volta ed aggiungiamo noi ultima, in quanto dette tariffe debbono essere approvate entro il 31 maggio. Essendo la determinazione delle tariffe Tari un obbligo di legge, la mancata approvazione complicherà le cose per la dirigente che sarà costretta ad applicare le tariffe dello scorso anno. Considerato che si dovrà comunque pagare l'intero costo del servizio, per coprire i 140.000 euro mancanti si attingerà forse ad altri capitoli oppure si potrà determinare un debito fuori bilancio con le conseguenze amministrative previste dal TUEL. Intanto, questa mattina, convocato dalla Presidente del Consiglio Comunale favarese Miriam Mignemi, si è riunito un tavolo tecnico civico finalizzato a trovare proposte e soluzioni per ridurre i costi e migliorare il servizio Tari. L'intento del Consiglio Comunale è quello di confrontarsi con esperti esterni, con i tecnici comunali del settore, i responsabili dei servizi ambientali della SRR Ato 4 Agrigento Est, con professionisti che possono mettere in campo idee e proposte, alla presenza naturalmente del sindaco e dell'assessore al ramo. Su questo tavolo tecnico civico sentiamo la Presidente Miriam Mignemi. L'idea nasce in un gruppo WhatsApp di una nota testata giornalistica in cui, dialogando consiglieri comunali con i cittadini, è nata l'idea di proporre una commissione speciale di studio in merito. Essendo che i tempi sono allungati a livello burocratico e a livello di impossibilità di istituirla, ho deciso di convocare un tavolo tecnico per riunirci tutti e parlare di questo annoso ormai problema non soltanto per il comune di Favara, ma per moltissimi comuni della regione siciliana. Dunque, oggi ci riuniremo i consiglieri comunali, degli esperti esterni in materia che già hanno dato la disponibilità a partecipare a questa commissione e chi vorrà aggiungersi oggi, e ovviamente ho invitato il direttore generale della SRR Ato, il dottor Guarneri. Ho invitato i dirigenti comunali dei servizi ambientali, rispettivamente Maurizio Bottone e Giuseppe Priolo, e ovviamente il sindaco e l'assessore al ramo. Penso che ormai siamo arrivati al capolinea anche con l'approvazione delle tariffe Tari, ma al di là delle tariffe Tari bisogna agire oggi per trovare delle soluzioni che possano ridurre i costi in futuro. Per questo motivo più voci, anche le voci dei cittadini, oltre che le nostre idee a livello di indirizzo politico, sicuramente potranno essere utili perché l'unione fa la forza e potremmo trovare delle soluzioni anche più veloci da applicare per la riduzione dei costi in futuro e per soprattutto migliorare il servizio.